Il Liceo delle Scienze Umane aiuta a sviluppare competenze sia nell'ambito intellettivo ma soprattutto in quello emotivo ed affettivo. Una cifra distintiva di questo liceo è la grande importanza che viene data all'interdisciplinarietà. Tutto inizia quando i professori ci mostrano come le materie che studiamo non sono dei settori ma hanno dei grandi collegamenti tra loro, e questo ci aiuta a creare dei collegamenti all'interno della nostra mente che ci aiutano anche poi a costruire un'immagine di vita completa che ci fa apprezzare ogni sfumatura di quello che vediamo ogni giorno. I ricordi più belli sono sicuramente quelli del triennio, i momenti in cui si trattavano le materie di indirizzo, quindi psicologia, sociologia, filosofia e le altre scienze umane, dove appunto si poteva interloquire e la lezione era una riscoperta di se stessi. Mi sono trovata benissimo perché abbiamo la possibilità di fare l'alternanza scuola-lavoro, il PCTO, insomma, nelle elementari qui vicine. Sono stati sicuramente degli anni lunghi, perché 5 anni non sono gli stessi 5 anni delle elementari. Si affrontano grandi cambiamenti personali e nelle amicizie, nelle relazioni, però sicuramente sono stati anni che porterò sempre nel cuore. Sono stati anni di grande crescita e di grande apertura verso me stesso, ma apertura anche verso gli altri. Infatti i momenti che porto maggiormente nel cuore, con gioia e un pizzico di nostalgia, sono quelli in cui i miei professori, i miei compagni mi hanno insegnato a non avere paura, ad avere delle idee e a rifletterle attivamente nella piccola realtà che avevo attorno a me. E credo che questo sia il primo passo fondamentale e necessario per poi riuscire nella vita a diventare persone felici, con un senso critico da utilizzare nella società in cui viviamo. Con i professori fortunatamente ho avuto sempre buoni rapporti perché si sono sempre presentati come persone comprensive nei confronti di tutti, sempre disponibili quando domandavamo chiarimenti per dubbi e anche curiosità, e anzi si dimostravano contenti quando presentavamo queste richieste, quindi è sempre stato un bel rapporto. Mi rendo conto dell'importanza di quello che mi hanno insegnato e del modo in cui lo hanno fatto, e spero un giorno di poter anch'io essere per qualche ragazzo quello che loro sono stati per me. Il liceo non è una scuola vecchia perché non necessariamente si va a fare lettere classiche, io ad esempio faccio storia, però molti miei compagni tranquillamente sono andati a fare matematica e fisica, perché quello che ti dà il liceo è una capacità di indagine su quello che ci circonda, su come dovremmo conoscere e rapportarci con il mondo. Le nozioni che mi ha insegnato mi sono sempre state utilissime, sia nel mio percorso qui durante i 5 anni, appunto anche durante l'esperienza di PCTO, sia anche all'esterno, adesso che continuo con l'università. Io svolgo il corso di Scienze della Formazione Primaria, mi trovo veramente benissimo. Penso che in nessun altro indirizzo come questo si abbia l'occasione di studiare e di conoscere l'essere umano già da così giovani, già dall'età di 14-15 anni, quando si comincia già a studiare psicologia e pedagogia. E poi perché è un indirizzo che porta a chi vuole frequentarlo a lavorare nell'ambito del sociale, quindi nelle relazioni umane, e il Liceo delle Scienze Umane in questo si rivela maestro. Il metodo di studio che ti dà il liceo, il metodo di indagine e di analisi può servire in qualsiasi campo. Nella vita avrete sempre questa marcia in più che vi permetterà di analizzare e vedere le cose da più punti di vista. Io consiglio questa scuola agli alunni che verranno perché innanzitutto è un bell'ambiente, con i professori si possono stabilire delle belle relazioni, sono sempre molto disponibili, e anche in ricreazione ad esempio vedevo l'unione che c'era tra i professori, cercano proprio di unirsi per noi ragazzi.